chiamo Mela. Oh, mi muovete, sì o no? Sta tutto giuriando in potente. È pegno, pegno. Signore, che croce! Così è saputo. Grazie, Maruzzo, grazie. Signore bello. E come vuole Dio. Volete vedere che non cancia manco una virgola, magari stanotte? Vediamo senzetto, 1, 2, 3. Ai 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 ai, lo stomaco. Lo stomaco. 1, 2, non mangio più, non mangio più. Lo dici, lo faccio. Non mangio più. Non mangio più. Datemi aiuto, datemi aiuto. Datemi aiuto. Datemi aiuto. Fine delle trasmissioni. Chievo sia del Manao. Con la grazia di Dio, sì, Maruzzo, sì. Sia lodato Gesù Cristo. Ogni notte a stessa sinfonia. Tutti i notti a stessa camorria. E perché per non ticchiare ante butetta. Ai, signore. Vostia aveva bisogno d'altro? No, grazie, Maruzzo, grazie. E allora, buonanotte, 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 buonanotte. Buonanotte, sì. Meluzza! Meluzza, Sia l'ora du cuore! usai gioia, ora tu cuore. E usaccio, dormisse ora, dormisse. L'ora du cuore. Certo, il signorone che ha fatto ridere. Mela, Chi c'è ancora? c'hai usiti. E aspettassi. Ora chi stuola l'acqua e l'ordine. Mela, Arrivo, papà, arrivo. c'hai usiti, stai ingagnando. E a stissa, c'è bisogno di stare altri non capisci. Te cancella. Grazie, Meluzza, e chi date l'otto, sì. Certo, papà, chi date l'urte, sì. Che miracolo non ne fa. Ma, usa via con chi sono 25. Fermo, ossia, non siamo messo da letto. Ma che ci pare che a mie bicchiere mi regalano, E certo, voi spostate sempre comodino. ma è convinto. Un comodino sempre a destra, ossia perché si cucca di vede, perché? Sì, vero, ma non è conosciuto. Guarda che fai, va, spingimi, va. Ma che va a fare? Andiamo. Aspettassi! A lei, ci vedrai. Ma Spingimi. se quanto pisa, ma non ne mannaggia! Spingimi, tu dici, sì. Certo, canta, sta casa non si può dormire mai, ma sbicchiai. Troppo scruscio vai in questa casa, Ma se stiamo dormendo tutti, io e Vossina che non fa dormire mai a ci attaccati la mente. Voi capisci? Non mi capisci nulla in questa casa, vecchio, solo e abbandonato, questa carriola. Tanto a voi dico disgraziatamente, ma funzionano tutte cose. Chi è facendo corna? Sì. E non mi cala la testa, sai? Sentiamo. Tu ora che avessimo a fare, avessimo a stare qua, vero? Ma dico, così usavo una sotto.
penso l'8. Ma quale 8? Sono i 6 e io con l'is domera ancora. E domma, figlia, che poi mia domma, cuccati. Ma perché ossia sapere a stare solo? Cara, non mi affida stare su. A sapere, dico, che quando era prigioniero in dall'Africa, i leoni, dico, Ma c'è da Dio, una volta attaccavo, buonanotte. non che vuole sentire sta storia, ai, e che freddo che fa, caizzo. Poi questo acquiciero che feci, spacchi, quanto giù, quanto giù, quanto valeva il piacere di una volta, morto fritto. Oh, no, volevo venire a fare traffico. Domma, non ho detto, a venire, ai, Ma chi è tu, Susci? E dopo dico, ma chi cerca sto notte? ma si già aggiornavo. Ma quale giornata? Ho sentito che ancora. Che ne dici se ne fai domare un'altra picchicetta? Domma, non ho detto, io lo so che significa stare sveglio, a Savini, che quando era prigioniero in dall'Africa, i leoni... Oh signoretti, io milione cominciavo con tutta la mattina. No, sai che ti dico, buonanotte, anche perché i leoni ha sturato un mio in Africa. Buonanotte, nonna, buonanotte. Grazie a Nudro che mi capisce, Nudro che vuole sentire questa storia. Grazie, quanto fumo, quanto molto come una cosa. Guarda, Razio, spingiti Razio, sento fede bruciato. Io niente sento, donne! No, chi stu è tuo padre? Chi stu è tuo padre che ci vuole la pipa? Tu dico io. Un gagliai, stava fumando, vero? Stiamo andando. Ah, pipa, suavo, vero? Ah, suavo. Foste tu che mi ammucciaste. Bruci pure. Guarda che fare, quanto mi dava, ma la uso. Ci calavo sotto. A Savini, quando era prigioniero in dall'Africa. I leoni, Se la vivono a mangiare, dopo che spigliamo un coltello, sa. Almeno, la suote, dopo un antico schifio, si addormentava. Stanotte niente. Stanotte fecimi in bianco. lo stomaco. Lo stomaco tutti i notti. Avanti dopo, non messe dopo. E da questa ricetta che non hanno mai, mai. 40 anni hai. 40 anni e 40.000 fila di capittia. Ma io usaccio di quella coppa. Sì, se mesi a Cimicia, e me pace è solo, e me pace non si può muovere, e poi è più tiso di me. Squaglia va virido, e quando ci viene sta felice idea, mo si può tenere. Vediamo se si può dormire ora, vediamo. Carmelina, per l'amore di Dio, vieni qua! Oh, mace per Dio, sentiamo sta cosa, vediamo che ci manca ora. Sa Camilla. Un barrino, chiamate un barrino che vai a confessare. Oh, zia Camilla, già è con tutta mattinata, e più tardi da bestia, tanta appetita, e te ne vanno danneggiare. No, subito, vai a confessare subito. Feci un sogno. Ma che te sognaste? Oh, scenità, Carmeluccia, scenità, cose dell'altro. Sono una peccatrice. Ma tu che dici, ma ne vai a un fenno? Ma che puoi pensare? Avanti, conta a millo. Era cuccata con tuo soggio. Cuccata con i miei soggio.
Camilla, lo sai che ti piace? Ma che dici? Sogno una picciuttetta seria. Senti una cosa, sta Camilla, me ne caccio, vieni con via. Ma dico, che stavo facendo, E che vogliamo fare? Stavo dormendo. Ah, e perché so? Per una carusa schietta come mia, giacere a letto con un uomo, è peccato. Ozza Camilla, un peccato è che voliste restare schietta. Ha rifiutato sempre a tutto questa fissazione di aspettare a Carmelo. Sogno seria e quando piglio un impegno lo mantengo. Zia Camilla, chi tu partito per la guerra, è per non tornare più. A Stura, a Ciova, un è sotterrato. Non dire così. Tara, signare. Io sono 10 anni. Ma ce non so, da sapevo la storia, zia sapevo. Avevi 16 anni, io partito per guerra. Tu salutavi un fazzoletto a rete da Venezia, il tuo grande amore, e io avevo 50 anni così. Lo aspetterò fino alla morte. Ma tu che cancellai casa come lo trova? E non ti preoccupare, se informa. Sì, se informa e te ciova. E se no, casomai, zia Camilla, t'aspetta in paradiso. T'ho tradito, Carmelo, t'ho tradito. Oh, ma non c'è peggio. Ora dico io, si può restare fessate per 50 anni. Io lo saccio con questa come fare, ma tanto mi pare a mia che per stamattina non si dorme più. Meglio mi conso sta tavola, tanto ora hanno a fare colazione. Avanti. Te me ne abbesso. Ma che si mangia stamattina? Assettati che ancora stava a buggire latte. Spiccioli, che hai fame, mamma. Oh! Ma in questa casa tutto buono a comandare, sì? Ma che c'è visto? Cosa è l'altro mondo? Mamma, che ti hai visto? Cosa è l'altro mondo? Mascolo? Sì! Sì, e allora visto che tu fai un mascolo da casa, sai che fai? Ti metti qua e conso tu! Ma niente visto, mamma, non si può dire mai niente. Ora tu vai a mangiare, c'è la senta ora, non si può cambiare. La senta ora. Ma non sono i tazze. La credenza da sopra! Ma qua non ci sono. Vada buono che ci su! Te dis a caso. Ma a non sono i cucchiarini. Tocca a sciolo! Quale? Chi te la credenza, no? Ma i tovaglioli non sono. Vicino ai cucchiarini, non sono altro! È buono, non ti sentiare, non l'avevi visto. E ora chi c'è a mettere? Scecco! I biscotti e i pani! Ah. E uno su! Toce, tu non vuoi tenere, toce, disgraziato, può essere mai in questa casa, non si può dormire, c'ho più scruscio qui. C'ho più scruscio, uno vuole dormire, che va a fare? Un povero vecchio può dormire, che va a Tu sei fare? sempre bastato! Un scruscio faciste tu stamattina e tu gran saputo che faciste! Ma non voglio essere stupani. Ah, ora ci domando a zia Camilla. Oh signore Dio, quanto è brutta! Oh mamma mia! Non voglio, non c'è spiego a zia Melina. Non l'avesse mai fatto, sempre. Savelina, ma che su sti buci, che su? Mamma, a zia Melina, non sai. C'è certa sostanza e mi scanciavo un po' io stavo cercando un pane, mamma. O scecco tu! E dau cercato pani, scecco tu! Non dau cercato! Dico io, o pane caro, orbo canario, ma dalla pasta faccio stamattina, dalla pasta, dalla pasta!
mia. Certo, lei è una pensione. Ma è sempre più una bamba nuda, ma che sta dicendo? Da secondo la muto, sai che cosa? Sì, su io no, guarda, è da sera. Ci piace sta casa, è bella, non è bella? E l'ho giocato pure io. Ma lei, cui è? Come con sogno, mamma? Oh, sorellina, ma come non ti ricordi? Che Franchino, tuo nipote, Quale nipote? Vicino che hai nipote? Ma che state incucchiando? Cameriere, quando si mangia? Oh, ma che razza di cameriere capite caincia? Carmela, ti do un consiglio, licenzialo, non vedi che è scemo? sì, Niente, niente, vai a cercare un suo posto per dormire. Troppa fuggia accetta sta mansione. Oh, che stiamo su ora qui è? Magari io arrivo la sera. oh, sorellina, pensate sempre. Sorellina, Gioia, ma tu da pigliare stasera pinnola che te desi? Io non mi fido di nudo, solo tu dottore. Oh, male per me, e ora come si fa? Non è che dottore può bene per caso il botoione? Senti, senti, spicci, cancidi e faccio dottore, quanto si piglia sta piccola? Io lo sapevo, non so sta farsa a fare, magari oggi. Come mi combinerai? Come mi combinerai? Senti, baby, ti piace le pensioni? E ora? Pedala! Va! Opa, vuole mangiare o sia? Va! Ah, c'è chi stu ora si addormentavo. Allora, Oh, signora Rosa, stia benedica. Severina, non mi chiamo Rosa, mi chiamo Anna Camilla. E poi? E poi chi? Di cognome, come va? Forte, Anna Camilla Forte. Forte, forte. Aveva una compagna di scuola che si chiamava da così. Ma per caso chi è lei? E può darsi, e lei come va? Di corpo buona. Non ci sai, se, di cognome. Ah, di cognome. Carta Evelina in foglietti. Buongiorno! Entri oggi fanno dottore! Cavolina, cacciavino, la pigliatilla. Ti disse che me la va a dare un dottore. Dottore, cacciapinnola. Buongiorno! Come sta questa bella pappina? Ma insomma, a parte lo nervo sciatico, i dolori nelle rotelle delle ginocchia, gli abbampamenti nelle ingunocchie, i fulmini del cuore, ma mi sento più meglio assai. poverazza è praticamente un penincio e un pedoforo. Retino, muto, questa impressione. Adesso prendiamo la pintola, brava. Ja, brava, bene, bravissima. Ah. Adesso io devo andare. Bitte dare altre belle Fräulein. Ja, ma mi raccomando, la pintola, prendiamo la pintola. Grazie assai, dottoreddu. E mi raccomando, passasse alla farmacia però, perché mi stanno terminando. Ja, non troppo. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Arrivederci, arrivederci. Carmela, Ma che c'è, zia? senti, mamma mia, ma vieni a spiegare una cosa. Ma perché mi avete a mettere sto cristiano un letto? Ma non c'è un altro posto. Oh, zia, ma è un tuo santo, tuo marito. Oh, mio marito, non vedi che è vecchio? No, e chi c'entra? Mio marito è un figliolo alto, biondo, giovane. Zia, iera, zia, l'anni passano per tutti. Ma il Luzzo Santo, Sì, mio marito, a mio pare, non è
Ma eri tu, o non eri tu? Il tu, o non eri tu? Mela, mi spingi, mi fanno male il braccio. Razio, spingi a tua pace. O che mi chiamo Mela. E poi hai che fare qua. Franco, spingi a tua nonna. Mamma, non va, porta! Io non ci va, avanti, dai! Oh, io a 2 ore non voglio restare. Voglio mangiare, mi ci sto cacciotta, con bottone. E non è che, ma bastavo, con 2 ore che facevo dall'Africa, quando era prigioniero, e i leoni, dico i leoni. Stacca un'altra volta. Stacca un'altra volta. Ferma tu, senti state, l'ho ricettata tu, ricettata. Ora vai io. Perché tanto Cainto si sa come. Sì. Io e Carmela fai chi sta. Io e Carmela fai sta. Io e Carmela spinge a me pace. Io e Carmela lava a me pace. Ma tanto Carmela, prima o poi, bisogna a fuoco a tutti e due. A pace. Chiaffi! Non via, Va, Sofia stamattina sarà ricordata supposta. A vostra? No, non è riuscita ancora. Ah, supposta. No, Ma è duro, certo, senza voglia, è certo che è duro. E poi dico, io non ci vedo, io voglio infermiera, ti dice, me lo voglio infermiera. Senti, No. chi stu no? Usai, è l'unico modo mi ci fai mettere. Ma ieri ti disse che era l'ultima volta. Non se ne parla proprio. Mi dici là tu. Ah, va bene. Sì, va bene. Voglio dire che viene un momento, mi si inchioda un ospizio. E così a bella pensione Io e tutte cose tu poi. hai a parlare con il dottore. C'è a fare canciare sta cura. Pillole ci ha date, pillole, no sul posto. Cammina. Franco, dite qui è. sempre bravo. Sono stufa. Bravo. Vediste qui era. Sì, mamma. E che faceste? Qui era. La puttanara, mamma. E che fa? Una faciste già a sedere. Mamma, tu che mi dici? Franco, vai e vada due. Franco che dice, andiamo e vada due. Oh, che figlio! Aia, c'è spinge, no! Ma non lo potevo dire prima, invece mi può parlare con tuo figlio. Aia, quanto ci vuole? Signora Teresa, all'accomodarsi. Mamma mia, va, buongiorno. Donna Teresa, ma mi da scusare. No, vi da scusare a mia se vieni qua tutta mattina. Ma vi da credere che donna Carmela non ce la faceva più a stare impottusata io. E come? Stava cupando. Ma, donna Teresa. Perché mio marito è un manico sessuale. Manico sessuale. Niente, vai, lasciamo perdere, va. Ma per caso ti stupo? Oh, per carità, donna Teresa, guarda sto, guardate, va. Mi manna un cavaliere Mirabella. E ci vuoi più soldi, una picca affamato. Sì, Dici che esatto, stasera c'è la riunione di palazzo. Ah, E mi disse magari in confidenza che se stanotte i inquilini non pagano, ci fa tutti un buon gentile. un decreto ingiuntivo, donna Teresa? E che dissi? Capia, va bene, c'è auso. Veramente ci sarebbe una cosa.
Cioè tu non l'hai a dire, perché queste cose non si fanno. Lo sapete che io sono discreta. Però, niente, a voi io dico stesso, perché mi state simpatica, al contrario di... Donna Teresa, usaccio quanto siete discreta, parlate forza. Il fatto è che i malilingui, non io, i malilingui dicono che il vostro marito se deve tutta sta vecchiania incia, i pensioni, i lascia, lotti, gli motivami. Ma che state dicendo? Ciao Riassi, che ciao di Gelsomino. Ma la lingua, voi siete ma la lingua. Dico, voi dite che succede per fare bene? Dico, non solo io ve la apro l'occhi, e spatti vengono insultata, ma la lingua mia, io che sogno bocca di rosa, bocca d'inferno. Sì, signore, io non saccio così di voi, ma la cosa posso testimoniare. Avete ragioni, questa non è una casa, è un manicomio, a mia per esempio, a mia. Ozzo santo, ce la chiamate sto scemo? Non si può manco Qui è becco. Muto vostra, muto, zitto, muto. Donna Teresa, io vi ringrazio assai per la vostra delicatezza, ma ora è meglio che ben andate, perché lo sapete che in mattina c'è tanto da fare. Lo saccio, e pure io ho un sacco da fare, anzi, se ti ci daldo, e quanto mi metto all'opera, vai, ancora, mi fare tutto il giro del palazzo, e lo sapete come sono i gente, si mettono tutte a discussioni, e mi fanno perdere un sacco di tempo, e quanto me ne vai, Arrivederci, donna Teresa, non immagino. Ma buongiorno, è arrivata la Carla, l'infermiera. Adesso mi chiama lo sposo. ma ci sta bella! Ora come ci spiego? Siete contenti? Tempo un quarto d'ora, lo sape tutto palazzo. Tempo menziono, lo sape tutto quartiere, Vediamo come andiamo a finire sta farsa, vediamo, io non mi fido più, Senti, ma da piglio con mia, cazzi c'è una che non si fida più, chi da sogno io? Venezuela. Che fai? Non mi saluta? Ma sì, buongiorno. Ma se ne puoi stare via, la trattata? Ma no, siamo quasi pronti. Mo andiamo in camera, siamo pronti, cari come stiamo? Stiamo bene? Ora mettiamo il suo postino. No, prima voglio un bacino. Ma no, non è possibile. Non è possibile, la Carla non dà partire. No, io voglio un bacino. Ma no, fai il bravino, se no ci sono botte sulle tette. No, volete te? Io voglio a letto stamattina, mi raccomando, a letto. Ma certo, tu fai il bravino, io faccio pianino. Ma pianino. Mamma, io ho un letto, come sai, e a stanza, e ci stai tu. Posso andare a giocare a bricca? Sì, mamma, vai, dai, ma mi raccomando, Gioia, non sudare assai. E non ti stancare, mamma, senti? Non ho mai scelto. Sventolati! Questa è una casa di pacci. Ma sai che te sei proprio dilettante, Ma sei mica no, maestra? È normale. Si lanciano di sopra come una scimmia. Poi uno su passeggia a rotelle. Ma che saggio? Schiedato di una seccia come si viene a molla di sopra. Miracolo, ma da puzza di miracolo. Quanto mi va che faccio tugno io i miracoli. I miracoli. Vedi Dio, non mi sbaglio quando dico quel chilo, ne sta pigliando per fissa a tutti. Ma che stai a dire? Ma che ne potete sapere voi? La vecchia mia è una brutta malattia. Cominciamo che la mente, cominciamo
ammo che la mente, che la Guarda, mente. vecchio si fa. Ah, ben annasto tutti. Finalmente. Vediamo se posso mangiare magari io. Ah. Mela. Mela. Mi lasci scappi. Sì, papà. E questo è buono. Buono sono attaccato, buono sono. Mela. Ma tu una bicchiere di acqua di Lourdes, sì? Se. Spicciamo di quest'acqua. Sì, arriva. Arriva. No, benissimo. Ah. Pozzo. Oh, un pozzo, l'hai rotto, e lavamelo. Veramente io non disse niente, dico se ci permette volesse mangiare. Cannera! Chi c'è? Aiuto sta porta che è frisco! E ora. Carmela, ma cuci sta cosa che me l'hai a mettere? Oh, zia Camilla, quando spicci mangiare, te la faccio. E io ora cosa faccio? Che mi metto? Ma sei in armadio pieno di robe. È buono che ci vuole, così cilla. Ma perché non ci facevo sia? Non facevo scappare una volta? Una volta, ora non ci vedo più, ma sapete che quando era prigioniero dall'Africa, E dall'Africa camminava una nuda. Io ma a mettere chissà, quindi cucimila ora. E va bene. Decidesti che non sa mangiare e non si mangia. Carmela, a cotta! A gonna Carmela, su buono. Carmela, non sono nei casi blu. Basta! Non vi posso sentire più a nulla. Io prima o poi vi ammazzo a tutte. Che c'entra io? A vostia sì, un mazzo, prima di tutto un mazzo. Sì. Oh, ma non sa tu cammini. Allora è vero, è vero! Oh, donna Teresa, ma che pensate? Donna Teresa, come dite c'ha le denti a testa? Ma che sono queste voci? Che è successo? Niente, c'è una festa. A festa, appunto che t'ha fatti, a te la finisce di fare le tavoliere, capisci? Forse mangiate poca cosa, caro. Ma cosa dell'altro mondo? Chi ti apparia una pazza? Ah sì, ma mica un'auto. Che cosa? Un'auto adatta, sempre senza auto però, ah. E purtroppo affreddato. Buono, non devo un'altra cosa. Senti, vedi che io sogno esaurita. Io Cosa tu? stai in scena pazza. Io scommatto tutti gli anni. Non è quello. Questi vecchi incassati. Sì, ma che è successo stamattina nel sistemato? No. Vedi che io non mi fido più. Ancora che ti dai? No, a situazioni io va a cancellare. Non è quello, posso A cotta! a gonna. I causi. Senti? Calma, Senti? ti posso Senti, io ti lascio. Sì. Ti lascio. Sì. Io voglio il divorzio. Io di qua me ne andavo. Perché se nunca faccio un assaggio. Signora, è arrivato un telegramma e me l'aveva scudato.